Santa Paola? Sì, di sfuggita, noi a parlare. L'ho visto pure di sfuggita, sì. Lei si ricorda se in un'occasione che c'era presente un brigadiere biondo, lei disse a Santa Paola che era dispiaciuto perché i suoi figli innocenti erano in galera? E l'ho detto io? Sì, c'era presente dei testimoni, lei se lo ricorda, c'era qualcuno davanti ovviamente. Può darsi che l'ho detto, perché per i miei figli l'ho detto, cercavo di portarli. Per i figli di Santa Paola. Ah, per i suoi figli di Santa Paola? Giustamente, certo, in quello stato che io mi trovo in quello stato come lui, che cosa devo dire? Che sono dispiaciuto, anche lui era dispiaciuto per i miei figli. Che cosa devo dire? Vabbè. Quindi lei in quell'occasione ci posso dire. Diceva che era. Diceva che i figli di Santa Paola erano innocenti, no? Giusto? Ma che c'entra che ci sono innocenti? Me ne dispiace, ci ho detto questo. No, la mia domanda era diversa, forse lei non l'ha capito. Diversa, non è che io ci poteva dire questo, perché ce lo doveva dire questo. Qual è il motivo? Io le sto dicendo, lei pare che abbia detto questa frase, e ripeto, c'erano persone davanti. Vorrei sapere se lei mi conferma, lei personalmente. No, questo non lo confermo mai, io per i suoi figli giustamente ci spio, come mi spia io, ma non è che io posso dire altre cose, perché non è una cosa manco giusta di dirci questo, perché ce lo devo dire. Vabbè, ho capito, va bene. Non sto capendo questo. Va bene. Senta, quando fu arrestato Girolamo Rannesi, lei lo sapeva che era uomo d'onore? Certo che lo sapevo. Gliel'avevano già riferito? Sì, me l'avevano riferito. Chi gliel'aveva detto? Ma pure Piero, insomma, perché mi faceva presente di più Piero Puglisi quasi. Lui era sempre in circolazione. Ho capito. E fu quando le disse che era stato fatto uomo d'onore anche il figlio di Santa Paola? Sì. In quella stessa occasione? Penso che fu in quella stessa occasione. Ho capito. Quindi prima dell'arresto di Rannisi? Fu tardi fatto uomo d'onore, va. Quindi evidentemente se lei ha detto che prima dell'arresto di Rannisi. 40 giorni prima, così. 40 giorni prima. Benissimo. 40 giorni, manco tu mi sapeva. Ho capito. Vabbè, ora torniamo su questo punto. Senta, perché ho una curiosità. Lei con suo figlio Antonino parlò del fatto che Enzo Santa Paola, figlio di Benedetto, era stato fatto uomo d'onore? Suo figlio lo sapeva? Può darsi che parlai con mio figlio, perché parlava. Scusi, lei sostiene che suo figlio è uomo d'onore, no? Sì. E quindi veda di fare uno sforzo se lei ne parlò. Aveva motivi lei per non parlarne con suo figlio? No, non aveva motivi, perché non ho parlare. Lei sa se suo figlio... Può darsi che quando mi disse pure c'era... può darsi pure che era in galera, non lo so, va, questo no... perché se c'era io parlavo. Guardi, Pulvirenti, non stia sulla difensione, il problema non è se suo figlio era in galera, io voglio sapere se suo figlio... se mio figlio c'era, ma io lo dico, se mio figlio c'era io ne parlavo, perché non c'era nessuna cosa dove ne parlare. Cioè lei ne parlava con tutti tranne che con suo figlio? Che c'entra con tutti tranne con mio figlio? Perché non ho parlato? Lei ieri ha detto che del fatto che il figlio di Santa Paola fosse stato fatto uomo d'onore ne ha parlato con parecchie persone, però con suo figlio oggi ci dice di no. Non stai dicendo di no, non lo so se mio figlio era, per dire, non lo so se era in galera in quell'epoca, non mi ricordo, però se mio figlio c'era, io ne parlavo. Se suo figlio era fuori? Presidente, mi scusi, c'è... Perché certe volte anche con mio figlio quando... Sentiamo che c'è. Certe volte stavo anche 2 mesi, 3 mesi che non mi vedevo. Presidente, io volevo capire una cosa. Prego. Questa posizione o queste posizioni l'avvocato Strano non le aveva trattate ieri oppure si era riservato di proseguirle oggi? No, le aveva trattate già. E quindi mi pare che non è che possiamo andare a oltranza Presidente, sullo scusi, stesso tema. Mi consenta di dire che il ricordo, il pubblico ministero dice che non ce l'ha e lei invece il suo ricordo non è esatto, perché io ho detto alla fine, più o meno, le parole testuali non gliele dico una per una, ho detto abbiamo tirato circa mezz'ora fino alle 9, vi riservo domani di proseguire, questo è quello che ho detto io. Poi, può dare altre questioni, non posso essere categorico. Forse giudice se mio figlio era insieme a me io ne parlai. Scusi, lei non c'entra in questa discussione. Avanti.
proceda. Io però dico, fra le altre nel cose, dubbio procedo, non non posso dire capisco altro. quale sia la norma che mi impedisce di fare ulteriori domande su Enzo Santapaola. Una norma non esiste, ecco, c'è no, un no, lo criterio, volevo sapere dal pubblico ministero. di progressione del dibattimento. Solo che mi ma pare che sembra ieri che sera si è staccato perché si era consumato l'orario, quindi nel dubbio prosegue. Non posso dire Grazie niente. Presidente. In dubbio pro avvocato allora. Senta, lei, Pulvirenti, Sì, è stato padrino di qualche uomo d'onore? sì. Me li può dire di chi? Di cosa? Di Franco Stimoli. Solo? E di Iano De Manuele. Di? Di Iano De Manuele. Poi? E basta. Lei è stato padrino in particolare di Girolamo Rannesi? No, no. No. E chi c'entra signor Pacino? Chi c'entra Rannisi? Rannisi? No, nemmeno so chi è il suo padrino, perché non l'ho potuto sapere. Ho capito. Va bene. Che Quindi lei va. esclude di essere stato padrino di Girolamo Rannesi. No, Ma mi no. basta così. Va bene, basta. Senta, un'altra domanda. Lei ha parlato di Filippo Branciforti. Sì, Sì. Era uomo d'onore? Sì. Cioè, no, era. sì. Secondo lei è uomo d'onore. E mi sa dire da quanto tempo? Che era uomo d'onore? Sì. Veramente quando l'hanno fatto a lui io non c'era, ma però sempre negli ultimi tempi. No, non nelle prime tempi, sempre negli ultimi questi. Dopo di me, va. Ok. Senta, no, ci devo... Io dovevo tornare su quel punto di poco fa. L'hai staccato? Sì. Cioè lei la conoscenza che il figlio di Santapaola, e per tranquillità dottor Bertone non faccio posizione perché sto chiudendo proprio, che il figlio di Santapaola, Enzo, è stato fatto uomo d'onore, da ciò che abbiamo saputo risale a circa il settembre-ottobre, perché 40 giorni prima Sì. dell'arresto di Ecco, ottobre, benissimo. Io ora non ho qui il verbale perché si è scaricato il computer e nemmeno in fin dei conti si tratterebbe di una grossa contestazione, anche se in realtà c'è contrasto. Io le ricordo soltanto, e non ho bisogno di leggerlo perché la Corte è in possesso di questi verbali, che il 18 febbraio del 90, il 18 febbraio del 95, a pagina 141, esattamente sentito dinanzi alla Corte d'Assise, lei disse che questa circostanza del figlio di Santapaola, oltre a darla in una parte in termini dubitativi, l'aveva preso soltanto dopo l'arresto dei figli di Santapaola, arresto che, come tutti sappiamo, è avvenuto nel dicembre del 92. E che ho detto che avevo penso che era uomo d'onore allora? Sì. Vuoi essere? Comunque la Corte ce l'ha, non ho bisogno di leggere. Io perché- disse alla Corte uno c'entra e uno non c'entra. Vabbè, non ha importanza. Senta, un'ultima cosa. Presidente, questo glielo segnalo, non credo che ho l'obbligo di versare il verbale perché, ripeto, lo cito soltanto perché la Corte poi rilevi le discordanze fra ciò che è stato detto, se riterrà che ci siano discordanze. Senta, l'ultimissima cosa. Lei, non so se stamattina gliel'hanno domandato, nei motivi della sua della decisione di collaborare, sostanzialmente, se ho capito bene, è stato il riconoscimento che lo Stato ha vinto con Cosa Nostra, non è stato un suo pentimento morale. E morali, io lo volevo, volevo salvare la famiglia nel mio modo questo. Diciamo, Sì, giustamente me ne sono pentito, non è che avevo capito bene. ormai Avevo capito bene, quindi si trattava di questo. E un'ultima cosa, lei è ancora detenuto, vero? sì, Dopo 2 anni che collabora. sì, sono detenuto. Va bene, ho finito, grazie Presidente. Avvocato Sambataro. Presidente, Avvocato Sambataro, se allontanato no, momentaneamente, io avrei... scusate, io ho una sola Allora domanda. l'avvocato Marchese. Ancora 10 minuti. No, dopo. Sì, va bene. Mi ero messo a turno io. Presidente, visto che ho una sola domanda, mi faccio procedere dall'avvocatessa Valenti. Io ho una sola domanda, Presidente. Sì. Signor Polvirenti, scusi, lei sa quale attività lavorativa svolge o svolgeva lo Zuccaro Carmelo? Come? Sa quale attività lavorativa svolge o svolgeva lo Zuccaro Carmelo? Zucchero Carmelo, non lo so l'attività che svolgeva, Va bene, non ho altra non lo so, domanda. perché non mi interessava per saperlo. Basta.
Allora. Presidente, posso? Avvocato Marchese. Grazie. Signor Pulvirenti, lei ha detto che Santapaola Vincenzo, figlio di Salvatore, faceva parte del gruppo di fuoco durante la guerra. Lei come fa a dire questa circostanza? Come fa a riferirla? Perché guardavo con gli occhi miei, no? Quindi è una sua opinione? Non ho opinione, guardavo con gli occhi miei che i gruppi di fuoco erano questi. Che discussioni sono? Mi faccia capire, cosa vuol dire guardavo con gli occhi miei? Cioè lei vedeva Perché quando si batteva, quando si andava per uccidere una persona, le persone erano queste. Ma lei ha mai commesso reati con Santapaola Vincenzo? No, con lui non ho commesso reato. Quindi in Omicidio non ho commesso. Quindi in sostanza vedeva partire, ma non sa poi dove andavano. Ma quello che succedeva era una guerra, miso. Questo, io Ho capito. posso confermare quello che insomma è. Senta, lei ha detto che ha visto il collaborante d'Aquino in galera. Si ricorda in quale carcere e quando? Quale carcere? Sì, ha detto che l'ha visto in galera, quindi in quale carcere? A Catania l'ho visto. Quando? Quando? Quasi 2 anni fa. Lei conosce Parisi Salvatore, detto Turinella? Torinella, sì, lo conosco. Conosce Antonino Saie? Sì. Saie? Sì, Conosce Filippo Lopuzzo? sì. Conosce un personaggio chiamato... Filippo Lapuzzo l'ho visto una volta sola. Sì. Conosce un personaggio chiamato Turido Camion? No. No? È sicuro? Turi lo cagno? Turido Camion! Turi del Camion! Questo nome non mi ricordo. Può darsi che lo conosco, ma no. Turinella, queste le conosco. Pure di Libertà, va. Conosce Lazzara Salvatore, detto Turi Gazzola? Turi Gazzola. Sempre. Però questi qua non sono personaggi che fanno parte a noi altri, come mi sembra. Senta, Così, signor Pulvirenti, quindi Sì. non lo conosce? No, insomma, come cognome, così mi stai ricordando, ma però non mi ricordo con precisione a chi appartiene, a chi... Ho capito. a Lei chi- ha avuto perché può contatti- essere magari con ragazzi miei, però non è che... Ho capito, va bene. Passiamo all'altra domanda. Lei ha avuto contatti con altri collaboranti, signor Pulvirenti? Contatti non ne ho avuto, come posso avere contatti? Sono isolato. Ha letto le dichiarazioni dei collaboranti che la accusavano quando lei ancora non aveva intrapreso l'attività di collaborare? Beh, quando hanno accusato si sapeva che accusavano e basta, non c'è bisogno di leggere e di fare. Quindi lei le Sì, dichiarazioni che l'accusano nel processo mafia e politica, per esempio, lei le ha lette tutte? Ma non ho letto poche cose, non ho letto queste cose. Va bene, grazie Presidente. Allora signori, ci dovremmo alzare. E allora c'è necessità di alzarsi, quindi varrebbe la pena di anticipare la sospensione e ridurla a mezz'ora. Lei quanto tempo ha bisogno, avvocato Salvatore? Presidente, proprio volevo avvertire questo anche per i lavori, per gli altri. Sì. Io farò alcune domande per la posizione specifica, però nel contesto dell'esame Pulvirenti sono state toccate anche altre posizioni. Allora io preavverto ora, in modo che non sorgano problemi, che anche per la teleconferenza mi riservo di continuare il controesame. Questo è un problema che vedremo dopo, avvocato. Esatto. Voglio dire, ora quindi ha bisogno di tempo, no? Io ho Allora bisogno- facciamo la sospensione. Ma chi sono i colleghi che devono intervenire? Così possiamo darci una anche scaletta. giusto questo qua. Facciamo ora Si vuole appartare il signor Pulvirenti? Possiamo far appartare a Pulvirenti? Sì. Io dico, Presidente, se un attimo la Corte sta qui, un minuto, indichiamo chi sono gli avvocati che devono intervenire, in modo che... Pubblico ministero. Dobbiamo stabilire ora. Ma cosa devi sorgere? Devi fare un controesame, sorgere. Tu vuoi fare sorgere? Allora, Presidente, mi scusi. mi pare che c'è l'avvocato Sambataro
per primo e poi l'avvocato Passarello. Sì, Presidente, io ho bisogno... Un po' di silenzio, per favore. Presidente, io avrei bisogno solo di 10 minuti, non di più. Va bene, allora, e anche c'è l'avvocato Rapisarda che mi fa segnale da molto tempo. Senta Presidente, io vorrei anche chiederle se è possibile riammettere Di Raimondo in aula. Stamattina ha rinunciato per fare il colloquio con dei familiari, per piacere vorrei chiedere che venisse riammesso per il pomeriggio. Ove possibile, naturalmente. Di Raimondo Natale. Di Raimondo Natale. Signor Presidente. Vuole annotare, dottoressa Donia? Vuole annotare? Di Raimondo Natale dice che è stato assente per un colloquio, se può essere tradotto. Signor Presidente, Allora, l'avvocato Sambataro, l'avvocato Rapisarda, l'avvocato Passarello e l'avvocatessa Viscusa. Signor Presidente, mi consente un attimo da dirle una cosa. L'avvocato Catania. Io per 2 domande, Presidente, non più di 3 minuti faccio. Passarello. Poi? Sì. C'era l'avvocatessa Viscusa che doveva dire... Quindi mi pare che a questo punto poi non so, ne rimangono altri da interventi. Presidente, potremmo intervenire in conseguenza delle domande che verranno poste anche dai codifensori. Le chiedo scusa, Presidente, io... Possiamo stabilirlo prima. Prima non si può stabilire. Io in questo momento, eccellentissimo Presidente, va bene, io avvocato. non devo fare interventi, però posso sorgere... Ma certamente, avvocato, non ci mancherebbe altro. Presidente, le chiedo scusa, non so se mentre dicevamo questo non ho notato se il collega Franco Passanisi era dentro o fuori. Lo metterà lei al corrente. Come? Lo metterà lei al corrente. No, voglio dire, è fra quelli che si sono prenotati, non lo so. E comunque non è intervenuto ancora l'avvocato Passanisi, mi pare, quindi va bene. Gli spetta. Allora, mezz'ora di sospensione. Può parlare. A merito il signor Presidente dichiara che io ho letto i documenti dei servizi segreti. Io a merito da questo volevo fare un confronto perché non è vero che io l'ho letto. Va bene, si valuterà questa sua richiesta. L'avvocatessa Viscuso? Signor Presidente, io anticipo una richiesta istruttoria ed è di ricognizione di Fichiera Alfio. Ricognizione o individuazione, avvocatessa? Presidente, se fosse possibile dal punto di vista organizzativo la richiesta è di ricognizione, se non dovesse essere possibile organizzarsi da questo punto di vista, individuazione. Pubblico Ministero? Perché? 10 punti. Allora, la Corte risolverà più tardi, si pronuncerà più tardi sulla richiesta, possiamo continuare con il controesame. L'imputato Pulvirenti Giuseppe, per favore. Signor Pedro. Pulvirenti. Il Pubblico Ministero ha richieste di ricognizione, di individuazione? Allo Stato no. Avvocato Sambataro. Signor Pulvirenti, oggi lei ha riparlato di un fatto per il quale io già l'ho controesaminato. Oggi però lei ha detto un fatto assolutamente nuovo.
ripetendo i fatti di questo preciso attentato a Costanzo, lei ha parlato di un appartamento che voi avreste avuto a Roma. Può ripetere di quale appartamento si tratta? Questo però era nel nostro pensiero, perché Filippo Scuderi durante il soggiorno, non proprio a Roma, ma vicino a Roma, non so, da queste condanne avevo comprato un appartamento. Quando era nei vostri pensieri, lei mi dice? Sì, pensavamo pure di avere questo appoggio di questo appartamento. Ho capito bene, però soltanto era nei vostri pensieri, lei dice. Correttamente lei sta dicendo. Sì, ancora non ce l'avevo detto. Questo mi basta. Una seconda domanda. Su domanda invece di un altro difensore, lei ha parlato di quando scappò via dalla campagna di Alfio Longo e stava aggiungendo che Longo non c'era. Per correttezza del difensore lei non completò, perché il difensore la fermò, perché lei parlava di elemento che a lui non interessava. A me interessa che sono il difensore. Quando lei scappò, Longo non c'era in campagna? Io, siccome ero arrivati che avevano almeno 5 minuti, insomma... No, lei c'è un... Io penso che non c'era, che ancora non era arrivato. Questo voglio dire, questo penso, che non era arrivato. C'è un processo, c'è una sentenza che io allegherò alla Corte. Lei dice però non c'era quando voi eravate lì. Penso che ancora non c'era. Poi è arrivato in secondo tempo. Vabbè, sì, sarà, certo è arrivato in secondo tempo, perché poi i carabinieri lo individuarono. Una terza domanda invece che le voglio fare è questa. Lei con Avola quante volte si è incontrato, lei personalmente? Con Avola io mi sono incontrato... Mi deve dire un numero però. Sì, il numero mi sono incontrato quella volta che abbiamo fatto questo. Invece la prima volta è stato Marcello Daghi da solo lui che è venuto a raccomandare... Sto parlando di Avola. Con Maurizio Avola. Ma dico, quante volte lei... Una volta, l'ho incontrato una volta, penso che fu una volta. Una volta soltanto. Ora, una cosa, lei prima di abitare a Poggiolupo, dove abitava? Dove abitava? A Poggiolupo. A lei ha sempre abitato a Poggiolupo? Sempre. Cioè lei prima dell'80 non abitava a Belpasso? A Belpasso io avevo una casetta, ma non che ci ho abitato, ci stavo così un poco di giorni. Un paio di giorni? Certo. Ora io voglio dirle, quando lei abitava a Belpasso, prima di essere latitante, lo frequentava il paese? Aspettiamo, prima di essere latitante, quando parliamo, 63? No, io parlo della latitanza sua, quella continuativa. Lei entra in latitanza, mi pare, a settembre 83. Perfetto. Prima di questa latitanza lei esce da Barcellona nell'80. Poi tra l'80 e l'83 ho capito da quando ha detto lei che fa Trasi e Nesci. Ha detto così? Sì. Ecco, quando lei è libero, perché è libero e non è latitante, Belpasso lo frequenta? Certo che lo frequento, quando era libero lo frequentavo. Questo volevo chiederle. Certo che lo frequentavo. Voglio dirle, lei Alfio Longo a Belpasso lo conosceva? Come non lo conosceva? Lo conosceva del ragazzo. Questo volevo dire, aveva rapporti di amicizia con Longo, di conoscenza paesana? Sì. Erano questi i suoi rapporti? I rapporti erano questi, però lui era a disposizione pure nostra. Perché? Che per dire, magari io ero latitante, potevo andare nella sua campagna. Quando lei dice che venne portato quel camion di collettame, Longo c'era in campagna? Guarda, quando ci porterà con l'attame io non c'ero completamente. No, basta, lei non c'era allora. C'ero. Lei lo ha saputo da chi? L'ho saputo di Cangagnolo, di Melo, di lui. Da Cangagnolo lo ha saputo questo fatto? Di Cangagnolo, pure di Severino, che poi l'hanno arrestato. Vabbè, Severino non lo so io. Voglio dirle, lei l'ha saputo da altri, sì, non è che lei c'era. L'hanno arrestato agli altri perché io non c'era là, io ero andato a un altro posto. Per cui non lo sa se Longo era in campagna quando venne portato questo camion di collettame. So che l'hanno arrestato, o è arrivato dopo, o è arrivato prima, una cosa non lo so. C'è un processo. Però lui era a disposizione, perché per portarci un camion là vuol dire che... Voi avete portato un camion là? Avete portato un camion? Ma no, noi hanno Lei portato ha un saputo camion. che hanno portato un camion? Sì. Ma non ha saputo se Longo era lì? Se lo hanno arrestato dopo, ad esempio? Se è venuto dopo o è venuto prima non lo so. Non lo sa.
Non lo so. Per ora, Presidente, non ho nessun'altra domanda. Le ho fatto riserva perché sono state toccate altre posizioni. In tutti i casi, dico, se dovesse andare in teleconferenza, io, dopo i pubblici ministeri, farò le domande sugli altri imputati che difendo. Avvocato Rapisati. Sì, grazie Presidente. Senta, signor Pulvirenti, lei ha detto esattamente ieri mattina che i gruppi della sua organizzazione si autosovvenzionavano, Sì. nel senso che avevano autonomia. Che cosa significa? Si Significa che ogni gruppo, per dire un capogruppo può avere 15 ragazzi, 20 ragazzi, e allora questo capogruppo era lui con questi ragazzi, cioè il capogruppo funzionava con questi ragazzi. Per dire, quello che guadagnava erano loro che insomma si interessavano se qualcuno gli aveva in galera o per le famiglie o se avevano qualche disturbo, qualche cosa, si interessavano quel gruppo direttamente. Senta, lei ha detto ieri che ad un certo punto è stata istituita una cassa comune. Sì. Poi dopo lei ha visto che ci doveva rimettere, ha detto poi siccome ci ho messo di sacchetta mia, di sacca mia. Ecco, io adesso le chiedo di fare uno sforzo. Lei è in grado di stabilire l'epoca, il periodo nel quale si istituì questa cassa comune? Ma penso che verso l'88 così, a questo tempo, l'88, l'89. Per quanto tempo durò? L'89 penso, e duravo circa un anno. Circa un anno, Circa. quindi 88-89? Sì, circa un anno. Circa un anno. Senta, lei questi gruppi che componevano la sua organizzazione venivano, come dire, rappresentati poi da un capo. Come questi, dico, i gruppi che componevano la sua organizzazione. I capigruppi. Benissimo. Sì. Questi capigruppi erano uomini d'onore? No. C'era qualcuno che era uomo d'onore? Sì, c'era mio figlio, era uomo d'onore. Sì, a me non interessa sapere i nomi. Quando questo capogruppo veniva nominato uomo d'onore, a chi rispondeva? Rispondeva a lei o rispondeva a qualcun altro della famiglia? Essendo uomo d'onore deve corrispondere a me e principalmente al rappresentante se c'è qualcosa, che deve fare presente alla famiglia. Che c'entra? Ma non solo lui, anche quelli affiliati. Il senso della mia domanda, signor Presidente, l'omicidio le fanno quelli affiliati di più. Il senso della mia domanda era questo: se quando operava questa cassa comune qualcuno veniva nominato uomo d'onore, continuava a versare i proventi delle attività in questa bacinella oppure li versava ad altri? No, che c'entra? Anche che era uomo d'onore, però sempre era, insomma, da questi gruppi significativi, da questi gruppi, giustamente uno versava dei soldi, li doveva versare in questa bacinella. Quando c'era la bacinella? Sì. Quindi anche se doveva rispondere ad altri, comunque continuava a versarli nella sua bacinella? Ma certo, essendo che... E invece quando poi questa bacinella non ci fu, l'uomo d'onore capogruppo a chi versava questi proventi? A chi doveva versare? Se gestivano fra loro stesso, allora lei non l'ha caputo. Devo dire sempre una cosa, insomma... Forse non l'ho capito, ecco perché le sto facendo queste domande. L'uomo d'onore aveva il gruppo e faceva la stessa cosa come faceva prima. Si gestivano fra loro stessi. No, non c'è bisogno di versare. Ma quello doveva versare. Si gestiva fra loro stessi. Nel senso quindi che una volta che era diventato uomo d'onore e faceva parte della famiglia, non doveva contribuire alla cassa comune che avevano... Ma contribuire, in sostanza, se era uomo d'onore, significava che sempre era, insomma, che aveva questo gruppettino che interessava, mendiamo della parte nostra, che faceva? Se doveva gestire lui con le sue ragazze che aveva vicino. Quindi si doveva gestire lui con i suoi ragazzi che aveva. Ma giustamente... Benissimo, passiamo ad altro argomento. Se doveva essere commesso un omicidio di una persona del suo gruppo e per volontà di un altro componente del gruppo,
un omicidio... Un attimo, mi lasci completare. Quindi per volontà di un altro componente del gruppo, a chi doveva essere chiesto, chi doveva essere informato, occorreva un'autorizzazione? Sì, se è un omicidio che, per dire, chi c'entra, se è un omicidio di un affiliato, avvicinato, uno no, giustamente si c'è a dire. Che discussione su? Ecco, si deve dire, se l'omicidio riguarda una persona del gruppo, un affiliato, si deve informare. Certo, poi se sono omicidi di guerra, di cose, magari si dice... No, io non mi riferisco ad omicidi di guerra, io mi riferisco agli omicidi per motivi interni al gruppo. Sì, però bisogna vedere magari le circostanze, perché uno che si trova può accedere anche da un secondo, da un minuto, e allora uno giustamente fa quello che deve fare perché la fiducia c'è e poi vedere se fa sapere. Giustamente se è una cosa che si porta a lungo, che si deve uccidere a uno, e passa una settimana, 2 settimane, passa il tempo, c'è il tempo, allora giustamente si devono informare tutte le familiari. Scusi, la famiglia si deve informare, cioè non è che c'è qualcuno, perché c'è stato pure nell'organizzazione qualcuno che ha fatto di testa sua. Senta, ma lei poc'anzi ha detto che proprio oggi, stamattina, che occorreva informare il capodecina, quantomeno il capodecina si discuteva certo, di questo. Certo, però io lo sto dicendo secondo alle circostanze, perché può succedere anche un omicidio da una discussione, da una cosa che... Sì, questo io l'ho capito. Questo può succedere, però si deve informare, se è un omicidio che si matura si deve informare. Mi pare di capire che la regola, generale era che si dovesse informare preventivamente, cioè prima che si facesse l'omicidio. Sì. Poi vi erano le eccezioni, è questo, no? Sì. Benissimo. Senta, lei ha parlato ieri di un tale Cusimano Maurizio. Sì. E di Cusimano Maurizio lei ha detto che era un ragazzo che per un po' di tempo fece parte del suo gruppo, lei ha detto con noi altri, poi fu in galera, poi andò a Milano. Poi si è distaccato, è stato a Milano. E lei ha detto, scusi, che questo ragazzo l'ha visto più o meno 10 o 15 anni fa. Sì. Senta, oggi che età potrebbe avere questo signore? Ma allora penso che aveva qualche 25 anni, 26 anni, così, in questa età. Allora, quindi oggi ne potrebbe avere un 40? Una quarantina, così. Grosso modo. Senta, lei sa che soprannomi aveva questo, se aveva ovviamente soprannomi? Soprannome? Questo signore al quale lei si riferisce? Il soprannome veramente no. Ma è questo però Maurizio, è Cusumano. Non se lo mi sembra che era delle Neri, la parte delle Neri. Senta, parlando di Amato Salvatore, lei ha detto che in una certa occasione ebbe a commettere un omicidio, a partecipare ad un omicidio. Sì. Ecco, io vorrei sapere, lei questo da chi l'ha preso? Di loro stessi, perché sono partiti c'ero io, sono partiti di casa mia per fare questo agguato. Quindi sono partiti da casa? Da casa mia sono partiti, con la macchina, con l'arma, con la scopetta, che ci spararono con fucile. E dico, ma lei poi come ha saputo dell'esito di questa azione? Perché sono rientrati, no? Dove ero io? Hanno fatto l'omicidio e sono rientrati da notte, dove ero io? Benissimo. Poi loro erano convinti che era quello, poi abbiamo indiso i telegiornali che insomma avevano fatto uno sbaglio, che l'avevano sbagliato con un altro fratello, perché si rassomigliavano. Senta, Didi Raimondo, lei invece ha detto che in una certa occasione discuteste di un omicidio. Sì. Lei mi dovrebbe adesso dire di questo omicidio che lei ricordi, da chi venne informato lei per la prima volta? Io per la prima volta venne informato di Cosentino, di Nino Cosentino, dove a me mi diceva Cosentino
hanno ucciso... Adesso mi scusi, questo mi basta come risposta. Lei mi dovrebbe dire, ovviamente se è in grado di ricordarlo con esattezza, dopo quanto tempo Cosentino la informò di questo fatto? Subito mi informò, poteva passare 2 giorni così e me l'ha detto. Ha successo un omicidio. Quindi dopo un a paio Montepo. Dopo un paio di giorni. Un paio di giorni, perché non è che mi potevano magari trovare subito da certe cose, magari io mi distaccavo, mi facevo, passavo un giorno, 2 Vabbè, giorni. a me non interessa le ragioni, io le ho chiesto di riferire più o meno il periodo che passò, il tempo che passò. Lei poi disse che mandò a chiamare Di Raimondo. Sì. Con chi? Penso che lo mandai a chiamare sempre tramite Cosentino stesso. Tramite Cosentino, Colesano, tramite questo io ho mandato a chiamare a lui, tramite sempre i ragazzi delle Nere stesso, che se la facevano a Montepo. Che io ci dovevo parlare. Scusi, ma questo fatto quando avvenne? L'omicidio, dico. L'omicidio avvenne, insomma, quasi... Più o meno, sì. Più o meno oltre il 92, insomma, lui, insomma, quasi dentro il 93. Quasi entro il 93. Scusi, che fu nell'ultimo tempo questo omicidio. E lei in quel periodo che carica rivestiva in seno all'organizzazione? Sì, penso che era consigliere. E quindi lei mandò a chiamare Di Raimondo. Sì. E Di Raimondo dopo quanto tempo avete io avuto quella mandai a chiamare Raimondo se sapeva di questo omicidio di Montepo. Sì, io le ho chiesto dopo quanto tempo lei ha avuto la discussione con Di Raimondo? Ma dopo quanto tempo rispetto all'omicidio? Poteva passare un po' di giorni, così, un paio di giorni. Quindi un paio di giorni ancora? Quindi... un paio di giorni, sì. No, dico... Perché uno deve fissare l'appuntamento, se deve muovere di un posto per andare da un altro posto, ci sono queste cose che succedono. Sì, giusto per chiarire le idee. Lei ha detto che ha avuto notizia dell'omicidio dopo un paio di giorni, da Cosentino. Poi mandò a chiamare Di Raimondo, io dico, dopo quanto tempo venne Di Raimondo? Subito, come l'hanno avvisato, lui poi è venuto. Cioè subito che significa? Una giornata? No, la giornata può darsi che sta un giorno, 2 giorni, questo, però come ce l'hanno detto è venuto. E dove è venuto? È venuto da una campagna mia, l'Acqua Rossa. Benissimo. Che io facevo pure l'appuntamento in questa campagna. È venuto, ci ho fatto il discorso e lui mi ha fatto il discorso perché era stato ucciso questo. Ora lei mi deve rispondere ad un'ultima domanda, per piacere. Questo ragazzo che è stato ucciso, a quale gruppo apparteneva? A nessun gruppo apparteneva. Non apparteneva? A nostro non apparteneva perché era genero di questo amico, di questo che era nel gruppo di Nino Cosentino. Era suo genero. Sono figliato a sua figlia, ma però era uno così, ma non è che apparteneva, faceva parte al gruppo. Non era inserito? Io non l'ho avuto fatto mai presente che questo faceva parte al gruppo. Benissimo, grazie, nessun'altra domanda. Appresso c'è l'avvocato Passarello? Proceda. Grazie Presidente. Pulvirenti, lei ha detto di aver visto tale Basetta 2 volte, ricorda? Sì. Sì, mi può specificare quando? La prima volta l'ho visto nell'83, nei principi dell'83. Dove? Quando lui è stato arrestato a Belpasso, da una casa che io questo l'ho dichiarato, che si chiamava del professore Guerrera. E la seconda volta? E la seconda volta l'ha portato Melo Cancagnolo quando è uscito dalla galera, poi l'ha portato da una mia proprietà. Anno? Quando è uscito lui, questo posso specificare, lui è... Se lo ricorda. Come l'anno, guarda, io posso specificare soltanto quando lui è uscito, perché se dico... Sì, va bene. Senta, dove viveva questo signore? A Milano.
A Milano? Sì, io so che aveva a Milano, aveva una villa, questo. Città o periferia? Io sapevo a Milano, guarda, poi non è che io ci diceva si era preferia, si era... Sapevo che viveva a Milano, questo. Sì, ho capito. Non ci sono andato mai a casa sua. Sì. Senta, e svolgeva attività illecite? Sì. Sì? Sì. Ho fatto da gioca. E che attività svolgeva? Gioca, io sapevo che insomma il fatto della droga, poi la Ho attività capito. non ne so. Senta, questo fatto della droga, come diceva lei, lo svolgeva da solo, lo svolgeva con dei correi, lo svolgeva, aveva lì un gruppo, per quello che lei sa? Quello che io so, l'aveva qualche gruppetto là a Milano, lo aveva per forza, perché lui mi disse a mia, con un Cangagnolo, che l'ha portato un Cangagnolo, mi disse che lui la roba che vendeva là doveva dare una percentuale alla famiglia di Santa Paola. Sì, mi scusi, non capisco però il collegamento. Aveva un gruppetto, lei ha detto lavaviri per forza, e sì. ora mi dice che la percentuale a Santa Paola. Sì. Mi scusi, cosa c'entra? Perché da questo io posso dire un paio di persone che erano avvicinate a lui, perché vendevano la roba. Un paio di persone? Sì. E chi sono? Sono i cugini di Piero Puglisi. Erano con lui che vendevano roba. E altre persone non sa se altre persone non lo so chi sono, da Milano, sì. Perché Pino Ciulla era pure grossista, era insieme a lui, ma era, del Ciulla lui era lei, in grossista. Del Ciulla lei ha già parlato. Senta, ne ha già parlato, però volevo un attimo se poteva specificarlo meglio, Pulvirenti. Cosa vuol dire uomo d'onore posato? Uomo d'onore posato? Sì. Uomo d'onore posato, io l'ho specificato, un uomo d'onore anche quando ha una certa età, che non si può interessare di niente, così, che non ha fatto male, che non ha... verrà posato, perché non si ci fanno qui certe discorsi, non si ci fa niente, questo. Poi c'è l'uomo latiato. Latiato? Sì, latiato significa... No, scusi, mi scusi, può ripetere, Pulvirenti, non l'ho capito. Si può dire... Io sto dicendo, si può dire anche posato, ma non completamente posato, un po' messo di lato. Ah, latiato aveva detto. Sì, latiato noi ci diciamo. Mi scusi, questa è un'altra forma ancora, cioè non è posato ma è latiato. Un po' latiato, ecco, sì. E questo latiato invece che figura è? Me la spiega? E ci dico io che figura è, siccome per dire pensa, latiato viene siccome lui c'ha per dire, pensa alle sue cose, alle sue interessi, che pensa alle sue interessi, giustamente che lavora, che svolge qualche attività e non può dare soddisfazioni alla famiglia, e allora giustamente questo viene messo un po' di lato. Se c'avi un so che questo deve corrispondere per forza. Sì, senta, mi fa un esempio di uomo d'onore latiato? Ne sa, ne può fare? Un uomo d'onore latiato? Sì, se lo sa. Ma però un uomo d'onore, io adesso lo sto spiegando quando te lo devo dire. No, mi scusi, ma le faccio sempre uno che ha una carenza. Ho capito, Pulvirenti, grazie. La mia domanda ora gliela faccio in senso più preciso. Può farmi l'esempio di un uomo d'onore latiato? E sì, ci ho fatto l'esempio, l'ho detto l'esempio qual è. Il nome, ne conosce uno? Io certo, ne conosco due. Ah, ne conosce due? Due, sì. Un po' latiato, però sono sempre a disposizione, io ho detto. Lo capisco, non si preoccupi. Quando si chiamano sono a disposizione. Non lo mettiamo in dubbio, lo capisco. Mi dice che un po' latiato era Tucci Salvatore. Ah, latiato. Sì, perché era Capodicino e ci hanno tolto il posto. Perché non poteva dare conto, perché lui aveva questa fabbrica che lavorava e non poteva soddisfare, neanche si poteva stare, perché Capodicino dalla mattina alla sera deve ricevere destiani, dalla mattina fino alla sera. È una specie di ufficio. Senta, però io le devo dire questo, Pulvirenti, che quando lei è stato sentito a Bologna il 18 febbraio del 95 dinanzi alla Corte d'Assise di Catania, lei ebbe a dire, pagina 79, il capo decina prima è stato Tullio Di Lova, poi Tullio Di Lova fu
non latiato come dice ora Pulvirenti, ma fu pusato. E gli si è fatta anche una domanda: perché fu pusato? E lei ha risposto: perché badava al lavoro, aveva una fabbrica di mozzarelle, di cose di latte, era nsamato, questa è una sua espressione, nel lavoro, e allora fu pusato. Lo ricorda questo qua? Lo ricorda e può confermarlo sulla base delle sue conoscenze? Latiato, volevo dire. Mi sente? Però io sto dicendo che insomma era latiato, però era a disposizione. Ho capito, ora era latiato, cioè invece prima, un anno fa, aveva detto che era posato. Si può dire anche posato, si può dire, perché però io ho detto anche uno che è posato. Sì, sì, ma non si. Mi scusi, segua le mie domande. Sempre resta un amico. Pulvirenti, segua le mie domande. Ho capito che resta un amico. Io volevo dire. Mi ascolti, le fu anche detto cosa vuol dire che un uomo d'onore viene posato, e lei Pulvirenti, per la Corte e per il PM che mi ascoltano, foglio 184 dello stesso verbale del 18 febbraio, rispose così: l'uomo d'onore viene pusato perché non corrisponde agli obblighi, non corrisponde ad un appuntamento, pensa ai suoi lavori, pensa per sé e non pensa per la famiglia, e allora viene pusato. È così, Pulvirenti? Pagina 144 del verbale del 18 febbraio, Aula Bunker, Dozza di Bologna. Lo ricorda allora, Pulvirenti? Ma per me ho pusato di maniera o latiato non c'è una differenza. Non c'è una differenza. Non c'è questa differenza. Senta. Oggi meglio, ho capito. Ne prendiamo atto. Senta, l'uomo d'onore posato o latiato, come dice lei, perde di considerazione all'interno della famiglia? Se si deve chiamare per una cosa che lui è sapitore e in conoscenza, non perde, perché viene chiamato lo stesso. Viene chiamato. Se deve dire è una cosa che. Quindi qualche discussione, qualche cosa gli può essere fatta lo stesso? Sì, qualche discussione se ci può fare, però una cosa che è interessante. Ho capito, una cosa che è interessante. Pulvirenti, ho capito, io allora le devo contestare, ovviamente in senso atecnico, perché non si tratta di fascicolo del pubblico ministero, di atti del fascicolo del PM, ma di atti che già sono nella cognizione e nella disponibilità della Corte. Dicevo, le devo contestare foglio 160 dell'udienza 18 febbraio Aula Bunker di Bologna, che lei a questa esatta domanda, l'uomo posato perde di considerazione all'interno della famiglia, ha risposto: non gli viene data confidenza, mi ascolti Pulvirenti, per dire non gli viene rapportato più niente, nessuna discussione. Mi ha sentito Pulvirenti? Cosa ha da dire in merito? Se non ha nulla da dire non vuol dire nulla. No, io sto dicendo ora che le cose sono così e basta. Ora le cose sono così. Sono ne così. Prendo atto, Pulvirenti. E Sono senta così un'altra le cose. cosa. Gli possono essere dati per incarichi importanti o missioni importanti di un certo livello? A uno che è latiato? Sì. Io sto dicendo se è una cosa che interessa sì. Come tu ci fu chiamato perché era una cosa che ci interessava a lui, perché allora non era chiamato, perché era una cosa che lui ci lavorava là dentro. Ho capito. Senta, le contesto sempre, foglio 160 per la Corte e per il PM che mi ascoltano dello stesso verbale, che lei alla stessa identica domanda, gli possono essere dati per esempio incarichi importanti o missioni importanti, risponde no, se è pusato no. Perché io intendevo dire. Intendeva dire, ho capito. Però lo sta dicendo come stanno le cose, no? Benissimo, benissimo, poi questa sarà materia di valutazione. Io quando fu fatto di Bologna magari ero un po' confuso perché stavo male, ero operato fresco da un paio di giorni. Ho capito, era un po'. Ma io cosa le sto specificando precisa il discorso. D'accordo.
Quando è una cosa che interessa si deve chiamare. Senta, Pulvirenti, lei ha parlato di un certo Tramontana. Sì. E chi è questo Tramontana? Questo Tramontana è uno che fa parte, insomma, vuole cittàmercato, io l'ho spiegato prima, vuole Standi, una cosa del genere, perché era intramato da questo discorso. Ah, era intramato, ho capito. Sì. Senta, e dove sta questo Tramontana? Forse sta a Roma, forse. Forse sta a Roma. Perché poi si parlava di fare un attentato a Roma, si parlava di questo. Ho capito, lei ha detto che questo Tramontana è amico di Tuccio. Sì. Ecco. Mi può dire come sa che è amico di Tuccio? Perché lo diceva lui e perché lo dicevano tutti in famiglia? Lo diceva lui chi, Tramontana? No, il Tramontana io non l'ho conosciuto. Ah, chi lo diceva? Lo diceva lui, Tucci. Ah, lo sa perché lo Sì, lo perché diceva. poi quando si arrivò a Temmene che queste stande, queste cose dovevano pagare e c'era lui che forneva queste mozzarelle, forneva queste cose e stipendio pigliava pure. E allora fu chiamato lui. Sì, ho capito. Senta. Fu chiamato, insomma, se lui poteva fare qualche cosa tramite questo Tramontana. Senta, lei ha detto che gli dava lo stipendio. Sì. E quanto ammontava sto stipendio? Non lo so, io so che ci davano lo stipendio, poi non lo so che Mi faccia capire, Pulvirenti, un po' qualche di 3 stipendio. milioni, così, un pezzo di 3 milioni. Un pezzo di 3 milioni come? All'anno, al mese o al giorno? No, al mese. Ah, un 3 milioni al mese Al gli dava mese. Tramontana. Ho capito. Senta, invece un certo Dell'Utri di cui lei ha anche parlato, Sì. chi è questo Dell'Utri? Questo è il direttore della Fininvestia. È il direttore della Fininvest. Sì. Ho capito. Lei ha detto di avere fatto parte di partecipato ad una riunione alla quale sarebbe arrivato con un camion, ricorda? Sì. Con uno M, eh? Sì, Ecco. tu cambi, sì. Sì, perfetto. Quando fu fatta questa riunione? Questa riunione fu fatta, e poi il fatto dell'anni che uno non è che si può... E faccio uno sforzo se può. Io posso portare una precisione di quello che mi ricordo. Quando è stata fatta questa riunione aveva un paio di giorni che ci avevano confermato l'ergastolo a Santa Paola, perché si è fatto pure questa discussione e ci avevano confermato l'ergastolo. Perciò questo è... L'anno non mi ricordo l'anno, no, non mi ricordo, non ci faceva caso completamente a vedere i mesi, l'anno, perché non, insomma, no... Lei mi scusi, ha ricordato tante cose, Pulvirenti, dico, Sì. quindi può dire se fu il 91, il 92, l'89, l'88, il 90. Comunque insomma, quando mi sono incontrato lui era nella casa di Nino. Sì, lei l'ha detto, ho parlato di un certo Grasso, sì, questo lo so, a me interessava solamente il periodo, nient'altro. E penso... Vabbè, comunque non lo ricorda, mi pare, o no? Adesso il 91 sicuro. Il 91. Adesso il 91. O era 92, Pulvirenti? O 91. Come? In questi anni, in questo tempo. Però questa è stata la discussione. Senta, lei a partire da febbraio, a febbraio è stato sentito a Bologna, no? Si ricorda a Sì, Bologna, sì. all'aula bunker, Sì, febbraio sì, del quando stavo 95, male, sì. febbraio del 95, quindi un po' più di un anno fa. Sì. Senta, lei successivamente a questa data ha avuto incontri con persone non appartenenti all'ordine giudiziario, cioè non a magistrati? No, non signore. No, ovviamente non intendo, dico... Come? Ma come? A Sì, cristiani? risponda, sì. Perché la legge lo prevede, Pulvirenti. Ma io non lo sto capendo quello che dice Allora, lei. te lo spiego meglio. Dico, lei a partire dal 1900, Sì. dal febbraio, diciamo, del 91, mi scusi, a febbraio del 95, avrà avuto degli incontri con magistrati, no? È stato sentito nell'ambito di dibattimenti pubblici e probabilmente avrà avuto degli incontri anche con dei pubblici ministero che l'hanno interrogato. È così, Pulvirenti? Sì.
oltre questi incontri, lei ha avuto incontri con persone diverse, No. per esempio con ufficiali di polizia giudiziaria, colloqui investigativi, previsti dalla legge, Pulvirenti, è tutto lecito, non si preoccupi. Sì, sono venute persone insieme al pubblico ministero, però non è che si qualificano, insomma. Ho avuto tanti interrogatori, l'ho avuto, non ho avuto diversi. Non lo so, poi... Insieme al pubblico ministero o queste persone sono state con lei anche da sole? Ma guarda, non è che io ci spiego, io mi sembra che quando vengono mi sembrano magistrati veramente. Le sembrano non è che sempre io spiego, magistrati? domando. Le sembrano sempre Certo. magistrati? Certo, ma sono venute persone in borghese, mi hanno interrogato, tutto cose. Tante persone mi sono interrogate, mi hanno interrogato. Senta, queste persone a cui lei fa riferimento, che non sa se siano magistrati o meno, Sì. Che? avete affrontato anche il problema dell'incendio Sigros o dell'incendio Standa qualche volta? Se me l'hanno chiesto l'ho affrontato sicuro, se me l'hanno chiesto, non me l'hanno chiesto. E la preghiera mia, Pulvirenti, era un attimino di ricordare proprio se gliel'hanno chiesto. Non ho avuto tanto interrogatori, guarda. In quest'anno e mezzo, Pulvirenti, faccia uno sforzo. Lei ricorda tante cose. Comunque io quello che dico è e basta. Sì, lo capisco che basta, certamente. Dico, veda se può ricordare questo particolare, se avete riparlato dell'incendio Stando o dell'incendio Sigros. Avvocato, la discussione mia è quella. Dico un'altra cosa che forse è quella che ho fatto io, come dico io e basta. Quello che dice lei e basta, certo. Non c'è Mi discussione, ascolti, è stato così fatto dalla Mi ascolti, Pulvirenti, vediamo se le dico un nome che forse... Perché lui doveva pagare e basta. Certo, e basta. Senta, vediamo se le dico un nome, se le sovviene qualcosa alla memoria. Di questo Dell'Utri, di cui lei ha parlato oggi, È la prima volta che lei parla? O qualche volta avete affrontato questo argomento Dell'Utri? Io ho fatto Dell'Utri, ho detto che era una Roma e poi piano piano mi è sovvenuto. Pulvirenti, io purtroppo sono poco felice stasera. Volevo sapere da lei un'altra cosa, no chi è Dell'Utri, cosa ha fatto Dell'Utri. Lei qui ha parlato di questo. Sapevo che si doveva colpire questa persona a Roma, io sapevo perfettamente che si chiamava Dell'Utri. Sì, che io poi non ci pensavo preciso il nome. Pulvirenti, non mi interessa nulla in questo momento di questa vicenda. Mi ha capito, Pulvirenti? Mi ha capito? Sì, ma io come dico io, insomma, non intendo nemmeno. Come dice lei, io voglio sapere tutta una cosa diversa, che è questa. Lei oggi ha parlato... La cosa è quella che sto dicendo precisa e basta. È così. Lei può parlare un'ora consecutivamente, no? Pulvirenti, mi scusi, vediamo se... Non vorrei parlare un'ora, sa, anche perché il Presidente si innervosirebbe probabilmente, quindi... Mi ascolti, Pulvirenti. Lei, dico, oggi ha parlato di Dell'Utri e lei ha detto perché, come e come stanno le cose, e questo poi lo valuterà la Corte. Io voglio sapere tutta un'altra cosa, Pulvirenti. Lei di Dell'Utri parla oggi qui nel 1996, oggi 11 maggio per la prima volta, o ne ha parlato qualche altra volta a un pubblico ministero, a qualcuno in borghese come dice lei, a chi che sia? Io la pregherei, se può e se vuole, di rispondere a questa domanda. Io penso che ho parlato di queste cose. Bene, e se può fare un altro sforzicino quando pensa di averne parlato di queste cose? Perché veda, lei il 18... questo sforzicino, poi lei requisisce per dire tutti gli atti e così si fa. Requisisce gli atti dove io ho parlato. Requisisco gli atti e io sono un avvocato, Pulvirenti, non ho questo potere e neanche questa volontà. E allora io non so. Allora, ascoltemi, lei segua me che vediamo se possiamo arrivare alla meta. Allora, dico, lei il 18 febbraio, vabbè, ho capito, stava male, eccetera, però per esempio le faccio un caso, il 18 febbraio ha parlato di Tuccio abbondantemente, perché il processo era contro Tuccio Salvatore, anche. E di questa vicenda non ha detto, non c'è traccia. Allora io le chiedo, può essere che lei di questa faccenda di Dell'Utri ha parlato con qualcuno dopo il 18 febbraio del 95? Dico, può essere.
Io, guarda, nella primavera dico del una cosa, 95, nell'estate del 95, ci pensi un attimo. io le dico una cosa perché io ho registrato quello che dico io, tutta questa discussione, io ho scritto un dossier e ce l'ha in mano il magistrato e basta. Oh, ok, scusi, benissimo. E Allora, c'è, lei mi ha dato già... c'è tutto Mi quello che ho scusi, detto. grazie per questa risposta perché ci consente di fare un passo avanti e così risparmiamo tempo. Lei ha fatto un dossier. Scusi, questo dossier lei quando l'ha fatto? L'ho fatto 6 mesi, 7 mesi, così. 6 mesi, 7 mesi fa? Sì. Senta, in questo dossier si parla anche del caso dell'Utri? Di tutto si parla. Guardi, il tutto non mi interessa, io Sì. difendo una Va persona bene, e mi interessa quindi sì. la situazione che riguarda... Ecco. E allora, dico, fra le altre cose si parla anche di dell'Utri e della Rinascente, del Sigros? Sì, parla quello che ho detto oggi. quello Non c'è che ha bisogno di arrabbicarlo più, quello che ho detto oggi si parla. Quello che ha detto oggi? Sì. Ho capito. Senta, e questo dossier lei cortesemente può dirmi a chi l'ha dato? No, lei mi lei ha riservo detto- di dirlo, poi se c'è no, l'ordine... mi scusi Pulvirenti, mi scusi, lei ha detto, naturalmente non penso che l'ha data uno che passava per la strada, lei ha detto l'ho data alla magistratura, Sì. no? Naturalmente, ed era quello che doveva fare. Ma mi scusi, a quale magistratura l'ha dato? Ecco, questo veda processualmente può avere la sua importanza. L'ha data alla magistratura di Catania, a quella di Palermo, a quella di Roma, di Milano. Vorremmo capire questo. Perché lei mi invitava a requisire, come ha detto lei, sti carte, ma se lei non mi dice dove, io non le posso requisire, come dice lei. Ma io mi riservo, insomma, di dire questo. No. Cioè, mi scusi, lei su questa mia domanda non vuole rispondere? No, Pulvirenti? non rispondo. No. Non vuole rispondere, va bene. Senta, lei mi ha detto che ha una scolarizzazione da seconda elementare, poi ha preso la quinta, è esatto? Bene. Questo dossier come è fatto? A stampatello. È un dossier a stampatello? E l'ha scritto lei? Sì. L'ha manoscritto lei? Sì. Ho capito. Di che volume è stu dossier? 5, 100 pagine, 15? Ma possono essere 70, 80 pagine. 70, 80 pagine? Una cosa del genere, non l'ho contato con precisione, ma possono essere tanti. Scritte a stampatello. Ho capito. Senta, quanto tempo ha impiegato a scrivere sto dossier? Ho un po' più di tempo così. Un po' di tempo? Sì. Quando insomma mi è venuto il pensiero di tutto quello che era successo in quei 10 anni, io ho scritto, ho specificato ogni cosa. C'erano cose nuove quindi rispetto a quelle che lei aveva detto? Erano le stesse cose? Giustamente quando ho collaborato c'erano 1000 cose, in quel momento poi non è che uno può pensare, piano piano si pensano le cose e si dicono per bene. E si dicono per bene. Senta, lei mi ha detto che l'ha mandata alla magistratura, vero? Non mi ha voluto dire a chi, però mi ha detto che l'ha mandato alla magistratura, Sì. non alle forze di polizia. No. No, non mi riservo di dire a chi, va. No, prima mi ha detto alla magistratura, quindi questo, tranne che mi dice che poco fa non ha detto il vero, Pulvirenti. Lei mi ha detto alla magistratura, Va bene, poi sì. dice io non voglio dire a chi, Sì, però mi ha non detto alla voglio dire, mi magistratura. riservo di dire sì. Presidente, non ho altro, grazie. Volete adesso discutere? Signor Pulvirenti, Sì. mi vuole dire in che circostanza lei ha visto o ha conosciuto Fichiera Alfio? Il Fichiera Alfio l'ho conosciuto, mi è stato presentato, perché è uomo d'onore, prima l'hanno fatto uomo d'onore, io non c'ero presente, però poi me l'hanno presentato, me l'ha presentato Piero Puglisi.
Mi vuole dire quindi in che circostanza, dove eravate? Circostanza che me l'ha portato e me l'ha presentato, dove mi ha detto che lui svolgeva questa attività nel pesce, che era un amico nostro, che era diventato un amico nostro, questo è il discorso. Senta, lei lo può collocare nel tempo questo episodio, in che anno? Ma parliamo del 91 quasi, verso il 91. Senta, signor Pulvirenti, lei ha detto poco fa, ma lo aveva detto anche su domanda del pubblico ministero, che il Fichiera Alfio è uomo d'onore. Sì. Io le devo fare una contestazione. Lei è stato sentito nel processo a carico di Santa Paola Benedetto +3, l'Aula Bunker di Bologna, il 18 febbraio del 95. Se lo ricorda? Sì. E le venne chiesto dal pubblico ministero se lei conoscesse Fichiera Alfio, foglio 152 per il pubblico ministero. E lei risponde: conosce Fichiera Alfio? Sì. Chi era? È un pescivendolo, fa parte di qualche organizzazione, sì, fa parte dell'organizzazione di Santa Paola. Dove opera? Forse alla pescheria, non mi so fare convinto perché l'ho visto una sola volta. Sì, una sola volta. Ora io le chiedo, signor Pulvirenti, e questa appunto è una contestazione. Ma contestazione perché? Lei, mi ascolti, perché lei, dico sentito in quella circostanza, non ha riferito che Fichiera Alfio fosse uomo d'onore? Perché questa è contestazione. Perché non mi è stato chiesto. Non l'ha riferito. La contestazione presuppone una domanda. Non mi è stato chiesto questo, non ci ho fatto così, ho detto come ero, però io uomo d'onore, perché non mi è stato chiesto e non perché l'ho detto, ero operato fisco, sì, mi dicevano le persone, le conoscevo così. Lei non lo sa chi è il padrino di Fichiera Alfio? No, il padrino non lo so, non è facile a sapere un padrino, perché se uno non lo dice, non è tutte che si sanno i padrini qui che sono. Senta, lei come fa a sapere che lo zio di Fichiera Alfio si occupava del commercio del pesce spada? Perché lo conoscevo pure io, a suo zio. Chi le ha detto da quanto tempo il Fichiera Alfio, se lei lo sa, operava, lavorava all'interno, si occupava della vendita del pesce spada? Ma penso che si occupava di quando aveva mosso suo zio, perché prima io era suo zio, no, pesce spada. Ho capito. Signor Presidente, non ho nessun'altra domanda. E beh, quella richiesta. Signor Presidente, mi scusi, solo una... Recupero dall'avvocato Passani. Grazie Presidente, molto gentile. Pulvirenti, mi scusi... Dov'era il mio avvocato? Grazie. Volevo solo chiederle un'ultima cosa. Da quando è che il Tuccio sarebbe posato o latiato, come dice lei? Da quale anno? Quando lui si fece questa frabbichetta. Sì. Quando lui è uscito dal carcere? Da quel momento? Cioè da quel periodo, sì, diciamo? Sì. D'accordo, grazie. Ne abbiamo saputo poco lo stesso. Mi pare, forse non ho seguito. Scusi, da quando è uscito dal carcere, Presidente? Da quando è uscito dal carcere, lui si fece questa fabbrica e così non poteva sbrigare le cose che doveva dare conto, insomma. Ma l'avevo sentito io. Certificato di detenzione agli atti, Presidente, di Tuccio, quindi... Va bene, sì. Intervento successivo? Ma Presidente, credo che manchino dei colleghi. Ritengo l'avvocato Passanisi, se la l'avvocato Passanisi, che purtroppo non è presente in aula in questo momento. Ha interloquito ieri sera, sa che eravamo qui per il controesame, quindi Passanisi non ho più visto, piuttosto. Come? No, non l'ho fatto. Franco Passanisi mi pare di no. Va bene, allora vedremo di recuperarlo dopo. Non so, se l'avvocato Gulisano deve controesaminare. Signor Presidente, una sola domanda. Signor Pulvirenti, quel cognato di Mangion, Nino, del quale ha parlato lei, è persona che lei conosce personalmente? Sì, l'ho visto un paio di volte. Ma dove l'ha visto?
L'ho visto perché insomma era avvicinato a noi altri e forse dove ero là da tanto io qualche volta, quando sono andato a casa di qualche villa insomma che c'era suo cognato, così. E non solo questo, grazie, ho finito. Sì. Allora il pubblico ministero può riprendere. Mi consente il recupero di una domanda? Una domanda soltanto. Signor Pulvirenti, lei ha detto poco fa, a proposito dello zio di Fichiera, che il Fichiera poi si sarebbe occupato dopo la morte di questo zio. Lei lo sa quando morì questo zio di Fichiera? In quale anno? Insomma, è morto penso nell'85, l'86, in questo tempo. Ho capito. Così, perché lui era soggiornato a Palermo. Comunque l'anno preciso non lo so, ma fu dopo la morte che poi lui si occupava di questo lavoro. Vabbè. Perché prima era del suo zio. Presidente, lei sa, mi scusi signor Fichiera, se Pulvirenti, se Fichiera Alfio, a parte il mercato ittico, il pesce spada, aveva altre attività lavorative? Se attività lavorative non lo so se l'aveva, perché non l'ho chiesto io. Va bene, nessun'altra domanda. Avvocato Sambataro. No, io volevo soltanto chiedere alla Corte di preservare il diritto degli assenti con l'accordo dei pubblici ministeri a rientrare a fare domande. Non ho capito. Se cominciano i pubblici ministeri? No, i pubblici ministeri cominciano dopo che viene ultimato l'esame. Allora questo volevo chiedere. No, facciamo salvo gli assenti un attimo. Altrimenti cosa? Ci sono avvocati che non sono in aula. Ma mi pare che riguardi solo l'avvocato Passanisi il discorso. No, credo anche altri. Forse sospendiamo 10 minuti. Forse l'avvocato Non Catani posso aveva farlo. chiesto... Presidente, Non posso farlo, anche a costo di sovvertire l'ordine dei lavori, io non lo però posso la fare. prego, Presidente, abbiamo fatto una trasferta di 7 giorni. Allora, il pubblico ministero. Presidente, un attimo soltanto, credo che ci sia l'avvocato Guzzovi, l'avvocato Passanisi Franco, che ha una posizione non marginale. Ci sono anche altri avvocati che devono intervenire. Ora dico, tante volte si è fatta un'eccezione. I pubblici ministeri possono cominciare, però facciamo salvo per un momento il diritto agli assenti. La dovrò valutare se verranno, dovrò valutare la richiesta, la dovrò valutare successivamente. Per il momento andiamo avanti. Ma la lascia libera però questa, casella di possibilità. C'è una riserva di valutazione, avvocato Sambataro. Non è che sto dicendo sì, da ora accolgo la sua richiesta. Di intervenire sul tema, tante volte. Presidente, noi riteniamo che se si vuole fare una sospensione di 10 minuti adesso, però io direi di farlo. Io vorrei che l'esame del pubblico ministero fosse fatto giustamente per uno. Fatto giustamente se il Presidente è d'accordo, quindi gli avvocati per il momento continuiamo con un altro esperimento istruttorio che ci è stato chiesto. Vorrei allora il giudice Latere deve fare una domanda. A proposito dell'incontro che lei ha avuto con Gioè, il luogo in cui si è tenuto questo incontro era presente anche Malvagna? Sì. Allora il maresciallo comandante della scorta vorrei qui un momentino. Anche che è venuto in secondo tempo, perché può darsi lui è andato nella clinica e poi è rientrato. Presidente, chiedo scusa, è successo qualcosa? Si parlava mentre c'era una domanda e una risposta. Lei parlava anche col maresciallo, mi pare. Non abbiamo inteso bene che cosa stesse succedendo. Chi aveva fatto il dottore Fallone credo avesse fatto una domanda. E mi pare che aveva risposto, no? Non l'hanno sentita loro. Non l'abbiamo sentita, Presidente, la domanda, non abbiamo sentita. La domanda era questa: se nel luogo in cui c'è stato l'incontro tra il Pulvirenti e Gioè era presente anche Malvagna, e il Pulvirenti ha risposto che era presente anche Malvagna, poi ha precisato forse è sopraggiunto dopo, grosso modo sintetizzato quello che è stato. È arrivato l'avvocato Guzzone, deve fare domande?
No, Presidente, se sorgeva occasione sì, la ringrazio tanto. A questo punto si procede all'atto istruttorio richiesto dall'avvocatessa di scusa. Accompagnati sull'emiciclo 3 imputati che si dispongono l'uno di fianco all'altro al loro piacimento e si invita quindi l'imputato Pulvirenti Giuseppe a osservarli e a dire se riconosce in taluno di loro, anzi se identifica persone di cui ha parlato nel corso dell'esame e del controesame. Li guardi Pulvirenti, li guardi attentamente. Quello è Alfio Fighiera. Poi? Allora, possiamo dare atto a questo punto lui mi sembra che l'ho visto, però non mi ricordo. Del gruppo dei 3 imputati identifica l'imputato Presidente, facciamo Fighiera Alfio, sin specificare quello che ha detto. Quello è verbale, che gli sembra di aver visto quale degli altri due. Faccio, mi pare che l'ho visto quello. Quale è quello più alto? Quello più alto, e quello è Alfio Fighiera. E si dà atto che c'è nel gruppo dei 3 c'è uno dei 3 che è più alto. Lei come si chiama? Orofino Alfio. E lei? Crisafulli Francesco. Possono tornare ai loro posti. Prego, c'è? Quando vuole, anche stasera. Se c'è se rimane tempo la richiamerò stasera. Avvocato Passanisi deve controesaminare? Presidente, una sola domanda. Sì. Niente di più. Signor Pulvirenti, lei ha parlato di tale Pinuccio Di Leo. Mi scusi una Prego. cosa, mi sto ricordando, i nominativi degli altri due sono nella registrazione, sì, perché hanno parlato fuori dal microfono, ci sono? Non è venuto, quindi dobbiamo dare atto che gli altri due imputati che hanno partecipato all'esperimento erano Crisafulli, Francesco e Orofino. Alfio. Ecco. L'avvocato Passanisi ha la parola. Sì, grazie. Allora, signor Pulvirenti, lei ha detto di aver conosciuto Pinuccio Di Leo. Ci sa dire se era uomo d'onore o meno? Pinuccio Di Leo? Mi sembra che non era uomo d'onore, però non sono sicuro. Non mi è stato presentato, Grazie. Non mi è stato presentato. Pubblico Ministero? Signor Pulvirenti, solo per precisare meglio, lei ha parlato di un periodo, in questo momento non ricordo quando, di un periodo in cui è stato detenuto assieme a Pino Razio e a Licciardello Alfio. Si ricorda? Ma detenuto quello furono stati 2 giorni, 3 giorni. Ecco, lei era già collaboratore? Non era collaboratorio. Io facevo il processo. Il Pino era collaboratore? Sì. Quel paio di giorni sì. Quando abbiamo fatto il processo non era collaboratore. Quando facevamo il processo. Non si capiva.
Cioè, in quel periodo di queste persone chi era il collaboratore? Ma io l'ho visto di passaggio un paio di giorni, così. Ero nei celli, perché io ero in cella di isolamento. E il Licerdello era collaboratore? Sì, era collaboratore. Stamattina un avvocato le ha chiesto se lei aveva reso delle dichiarazioni dinanzi ad altra autorità giudiziaria in questa stessa aula bunker di Roma. Lei ricorda queste dichiarazioni rese a proposito di Madonia Giuseppe? Madonia Giuseppe lo so, perché certo che lo so, Cioè, ho dichiarato il fatto dell'omicidio. No, dico a proposito della droga. Il lavoro che faceva lui, lo so questo, tutto. Io raccolgo l'invito di uno dei difensori e mi chiedo cosa chiede, non lo so, certo lo conosco. Le voglio dire, dalle dichiarazioni spontanee che ha fatto in sua assenza Madonia Giuseppe, sembrerebbe che lei un mese fa o qualche tempo prima o dopo abbia fatto delle dichiarazioni su Madonia dicendo che Madonia, io non ce le ho davanti queste dichiarazioni, quindi ho soltanto le dichiarazioni spontanee che ha reso Madonia, secondo le quali lei avrebbe detto che Madonia non trattava la droga. Le chiedo, è vero o non è vero? Io ho detto che tratta la droga suo nipote, ma suo nipote giustamente la prende da suo zio, perché non è che può fare di testa sua, perché le cose sono così. Presidente, scusi se mi intrometto, per evitare poi... Ho detto ho raccolto l'invito di uno dei difensori, avvocato, perché altrimenti non l'avrei fatto. No, il mio è un problema diverso. Perché chiede di rientrare, di essere riammesso in termine, sì, avvocato Cattaneo. in maniera tale che poi non evitiamo duplicazioni. Ma Presidente, del resto devo fare proprio 2 domande di brevissima spedizione. Presidente, io preferisco sospendere il mio allora diciamo che il pubblico dare ministero che noi speriamo che lei abbia utilizzato bene questo tempo, avvocato Cattaneo. Presidente, mi sono rilassato. Appunto, dico. Sì, però penso che dopo... che noi no, però. Questo mi dispiace, sto scherzando ovviamente. Beh, allora il pubblico ministero sospende, dà la parola all'avvocato Cattaneo. Signor Presidente, dico cosa esatta se dico che per sapere con certezza che un soggetto è uomo d'onore è necessario che gli venga presentato ufficialmente da un terzo uomo d'onore? È chiara la domanda? Non lo sto capendo. C'è troppo... Glielo ripeto. Fra uomini, lei se incontra un uomo d'onore da solo, si può presentare come uomo d'onore? No. È necessario che ci sia un terzo uomo d'onore? Ci vuole per forza un terzo. Quindi può anche succedere, ad esempio, che lei si frequenta, conosce per anni una persona e fino a quando non c'è questa presentazione lei non può sapere che quel tizio è uomo d'onore? In sostanza sempre si sa che è un uomo d'onore, però per delicatezza uno non ci dice niente perché non è stato presentato e non discute delle cose, insomma, che si può discutere di uomo d'onore. Però si sa, non è che non si sa, nell'ambito della famiglia si sa, un tizio per dire come gli hanno fatto uomo d'onore, dice quelli già sono cosa nostra, però se io incontro a poi solo, che ne incontriamo soli, non mi posso presentare. E nemmeno lui si può presentare a me perché ci vuole una terza persona. Ma, dico, per carità, che dice presento la stessa cosa. È l'ultima cosa che le chiedo, dico, ma allora questo rituale della presentazione è un rituale inutile? Se si sa, dico, perché a quel punto non dirlo? Se si sa, qual è la difficoltà? La difficoltà è perché la legge di Cosa Nostra ammette questo e basta. Quindi che fa? Questa legge non viene rispettata se poi si sa a prescindere? No, viene rispettata in questo modo, perché un uomo d'onore lo deve presentare una terza persona. Però quando fanno un uomo d'onore si può anche sapere, dice è stato fatto uomo d'onore, però se io lo incontro, non è che mi posso presentare, allora lui ci può dire io vedo che sogno con Mattia, non può dire, perché ci vuole una terza persona che poi lo dice. La legge è questa. Domande. Grazie Presidente e grazie ai pubblici ministeri.
Pubblico Ministero può riprendere. Signor Pulvirenti, lei ha mai conosciuto una persona che si chiama Rampulla Pietro? Rampulla Pietro l'ho conosciuto in galera pure, l'ho visto in galera. Presidente, scusi, c'è opposizione su questa domanda perché non è conducente con gli atti di questo processo. Conducente, avvocato, lei lo sa che è conducente perché è un personaggio che è citato diverse volte nell'ambito di questi atti già acquisiti al dibattimento. Sì, ma non fa parte di questo processo. Fa parte dell'associazione. Può rispondere, Pulvirenti. Io l'ho visto di passaggio, che è stato 2 giorni in cella e mi ha detto che era Rampulla e che apparteneva a Cosa Nostra, che già, cioè sono un amico, dice pure io. Un amico insomma cioè un amico vostro, ha capito? Io sogno per Rampulla e sogno uno che appartengo pure questo. Era grosso, robusto. Però fuori non l'ho incontrato. Ha avuto occasione poi di incontrarlo fuori? No, fuori no, non l'ho incontrato perché ci siamo visti così e dice non ci siamo incontrati, ma abbiamo fatto dei segnali che era... Lei ha mai sentito parlare di un omicidio di tale Melino Cirincione avvenuto a Piano Tavola? Melino Cirincione. Ma può essere un omicidio fatto da parte nostra, io non insomma no. Se non lo sa, inutile. Può essere. Non lo ricordo, vabbè. Non mi ricordo sto ingiurio. Lei ha mai sentito parlare di una ditta, di una società che si occupava di rifiuti che si chiama Lex? Lex. Lex. Veramente queste cose le aveva Filippo Malvagna nelle mani, io posso dire questo perché veramente era un poco, perché Iaffio pure Licciardello aveva queste discorse nelle mani, però queste ditte quasi non mi ricordo, perché io mi ricordo quella di Motta, questa di cosa di Mister Bianco, così mi ricordo questa, però la vostra organizzazione, quella del Santa Paola, aveva la disponibilità di armi? Sì, avevamo l'armi, certo. Dove li tenevate? Da chi li acquistavate? Sì. Dunque, per l'armi, quello che si interessava, che avevo questa amicizia per l'armi, era Turi Carratè, no, il cognome non lo so, però lo conosco di persona, e Branciforti si interessavano di queste armi, che avevano una strada a Torino. E come infatti, insomma, queste armi che poi sono state trovate in quella conciata timba di Santa Lucia, che ci dicono così, e c'era una parte nostra di qualche 80 milioni che ci abbiamo visto a parte per recuperare, per avere un po' di armi pure noi altri. Però che prima di questo era stato fatto un altro viaggio dove insomma abbiamo noi altri acquistato, perché noi altri della parte nostra ci mettevamo pure i soldi, abbiamo acquistato qualche 5 metri e 3 fucili di questa roda, che poi un fucile di questo fu pervenuto a Mister Bianco nell'omicidio di Buzza e fu fatto pure l'omicidio di Tano con quello Paganisi con questo fucile. Lei conosce il fratello di Palmieri, del costruttore? Il fratello di Palmieri no, io conosco a Palmieri. Il titolare dell'autosalone? No, conosco solo a Palmieri io. Questo dell'autosalone no, non ci sono andato mai, no. Conosco a Palmieri, un ragioniere che aveva lui, il geometra si chiama Russo, queste le conosco. Palmieri lo conosce personalmente? Sì. Stamattina le è stato chiesto
se lei era a conoscenza di attentati o intimidazioni nei confronti di magistrati. Sì. Adesso io le chiedo, lei è a conoscenza di attentati o intimidazione nei confronti di avvocati? Sì, di avvocati c'è una intimazione, non fu attendato questo, dell'avvocato Gilaci, perché era lui presidente dell'avvocati e da una trasmissione aveva parlato contro la Cosa Nostra e allora ho preso questo provvedimento, insomma, di minacciarlo. Che tipo di provvedimenti ha preso? Un provvedimento che io ho parlato con Gino Rannisi di andarci di persona e insomma di dirci che si doveva fare i cazzi suoi. Parlò io di questo, ho parlato pure con Santa Paola, con tutte, non è che ho fatto una cosa perché una cosa di questa. Ne ha parlato e in che occasione? No, in che occasioni? L'occasione è quella. Lei ha detto ne ho parlato con Santa Paola, sto chiedendo quanto ne ha parlato. Quando è stato fatto questo fatto? Un po' di giorni prima, quando si è commesso questo fatto di... E questo fatto in che cosa è consistito? È consistito per redimere un po' la situazione, per vedere se questo, in cambio di parlare male, non parlava, si ritirava di questa discussione che faceva, questo è tutto... E chi si è occupato di questa vicenda? Si è occupato Gino Rannisi. L'epoca, io ho fatto degli anni, questo fu quando io l'ho spiegato questo, quando lui ha comunicato queste trasmissioni sono passati circa 20 giorni, un mese, così, il tempo che io ho discusso la cosa e poi si è fatta. E perché era stato scelto questo avvocato? Perché lui da una trasmissione... Le chiedo scusa, io non posso formulare un'opposizione in senso tecnico. La Corte, peraltro, che dirige il dibattimento, potrà senz'altro valutare, oltre che l'ammissibilità, per come la legge prevede, esplorata che sia stato il campo di indagine in senso generale, la opportunità di un'indagine che voglia approfondire, non nel contesto associativo, perché sul contesto associativo quanto già detto adesso e risposto mi parrebbe più che sufficiente. A me. Credo che la signoria vostra potrà valutare se un'indagine più approfondita su un tema che non è in contestazione, che non porta che a risultati diversi da quelli ai quali il processo è finalizzato, sia opportuna o meno. La ringrazio. Non ho altre opinioni in proposito? Ulteriormente, Presidente, ha già risposto alla domanda, sia sull'individuazione del soggetto, sia sulle ragioni per cui fu scelto questo soggetto. Avvocato, io chiedo scusa, non l'ho sentito, quindi l'unica ragione per cui ho fatto sul punto, indicando le motivazioni della scelta e le ragioni che portarono alla scelta di quel singolo individuo. Io non l'ho sentito, ma se lei individuo dice che già è stato detto, non ho nessun altro interesse ad andare avanti. La ringrazio, Presidente. E poi devo dire che si doveva minacciare pure un altro avvocato. Signor Presidente, l'imputato può fare dichiarazioni spontanee in questo La momento domanda- in sede di contresame. sta Le rispondendo. chiedo scusa, la Corte può decidere come meglio ritiene. Dico, in sede di contresame, l'imputato può interrompere il contresame per fare dichiarazioni spontanee. Sta rispondendo? No, ha già risposto. Ma no, sta rispondendo, è una risposta ad una domanda che è stata fatta. L'avvocato Giorgio ritiene che sia opportuno che il Pulveretti possa parlare su questo argomento. Prima ancora che fosse interrotto, ha accennato sempre allo stesso argomento, sta accennando a un episodio, a un discorso diverso da quello che è stato già fatto. L'avvocato Di Giorgio ritiene che si possa parlare di questo argomento, a titolo personale lo dice. Ma dico, a questo punto non so se voi non avete obiezione a che continui a parlare, lo facciamo parlare, altrimenti se il pubblico... Non abbiamo obiezioni. Ma c'era la domanda del pubblico ministero, Presidente. Prego, Gli episodi che riguardavano... C'era la domanda e sembrava concluso il discorso. A un certo punto quando ha cominciato a parlare ha detto c'è un'altra cosa. E sta parlando di un altro episodio, appunto, che rientra la domanda posta al pubblico ministero. Voglio dire, se non ci sono osservazioni lo facciamo parlare, altrimenti dobbiamo provvedere diversamente. Non sono osservazioni. Avvocato Russo. Può parlare. Cosa stava dicendo? A proposito di questo avvocato, perché io voglio dire che questo, quando ho parlato, io ho scritto pure
da questo che io ho fatto già è scritto questo, però io, mentre si parla d'avvocato, voglio dire questo. Pure l'avvocato Seminara, quando abbiamo fatto il processo per l'astuzione che lui difendeva a Filippo Scuderi, questo avvocato Seminara nel dibattimento che ha fatto si è scagliato contro di me. E allora ho pensato che ci voleva fare qualche cosa a lui, però ci voleva bruciare la villa, abbiamo pensato, perché lui c'aveva la villa, perché poi l'abbiamo pedegnato, l'abbiamo fatto a Mascolucia, quasi vicino dove sta il mio genero Pippo Grazioso, e ci dovevamo bruciare questa villa. E Rannisi la sa pure questa discussione, è informato pure, come la sa pure Pippo Grazioso. Scusi, con riferimento... Però poi è successo che questo fatto non si ci è fatto a Seminara perché si è pensato che si ci faceva come una cosa, una malazione a Filippo Scuderi, perché era il difensore di Filippo Scuderi. Prima si è pensato di studiare una villa, queste cose, però poi in secondo tempo è venuto questo pensiero di non farlo, perché se ci poteva fare benissimo, ormai che avevamo scoperto la villa. Però poi c'è stata questa discussione. Scusi, lei a proposito...